mucadore, con la bardetta, con la camicia o la blusa, a seconda appunto di cosa dovevano fare. Però anche le bambine avevano l'obbligo di vestirsi così, c'era un'austerità anche da questo punto di vista. E comunque l'austerità era anche nel fatto che non si poteva uscire senza mucadore, cioè bisognava avere il mucadore, quindi il fazzoletto, e anche per loro era così. Quindi voi vedete delle fotografie antiche anche a scuola con queste bambine che hanno il viso quasi completamente coperto. E guai quando succedeva un lutto, cioè non è che le vedove potevano uscire così, oggi è una rappresentazione, quindi cerchiamo di mostrare di tutto, ma prima la vedova non poteva uscire, cioè se subiva il lutto doveva stare chiusa in casa per un bel po' di tempo. L'unica occasione che aveva per uscire e trasgredire era il carnevale, perché usciva con la maschera irriconoscibile, solo chi l'accompagnava sul portatore, quindi l'uomo che l'accompagnava, conosceva la sua identità. Ecco, quello era l'unico modo in cui la vedova poteva appunto uscire e trasgredire, e doveva far passare invece appunto il lutto. Stessa cosa per il mezzolutto. Allora, se moriva un parente stretto, un fratello, una sorella, allora avevamo il lutto forte, come Emma, quindi il lutto forte. Poi c'era invece se moriva un vicino, addirittura il vicino di casa, o il cugino, allora dovevano indossare il lutto, il mezzolutto. Guardate, non si poteva uscire da questo schema, perché venivano subito addittate. Poi hanno iniziato un po' a cambiare le cose quando qualche vedova ha detto no, io il lutto non lo metto. E quindi ha spezzato questo, nonostante le critiche, ha spezzato questo circolo vizioso, e chiaramente non possiamo pretendere, cioè i tempi erano cambiati, quella era la tradizione, però chiaramente per fortuna si è andati avanti, abbiamo un po' progredito. Purtroppo c'è da dire una cosa, che anche l'abito quotidiano delle nostre signore anziane sta andando quasi a scomparire, nel senso che abbiamo pochissime anziane ormai che indossano la gonna, la bardetta. Ecco, una donna l'abbiamo ancora qui, una delle 91, un applauso a zia Basila, purtroppo praticamente è scomparso, e anche quello finirà per essere un capo da museo, lo indosseremo appunto nelle manifestazioni. Lui Basilia, in Pirini. Quanti anni ha? 91. A Kentucky in Banda. Nata a Trento 1932, 85-32. Oh, a Kentucky in Bant'anno.